Bull, come promesso, abbiamo al telefono un personaggio che io adoro e che noi adoriamo. Tra l'altro, lui ama Napoli, quindi chiaramente è reciproca la nostra stima. È un giornalista, è un conduttore televisivo, è un personaggio anche un po' contestatore. Qualche volta, però a noi piacciono i personaggi così Sì. perché raccontano solo la verità e raccontano tutta la verità. Abbiamo al telefono con noi, lo vedete già in foto, Alessandro Cecchi Paone. Salve Alessandro. Buongiorno Armando, buongiorno a tutti voi, confermo che ci adoriamo a vicenda. Ma sì, Buongiorno. poi tu sei un mezzo napoletano, diciamoci la verità, già l'abbiamo raccontato a suo tempo qui in diretta. Sono un napoletano mezzo dal punto di vista del cognome, ma intero dal punto di vista dell'amore che ho per Napoli e i napoletani. Perfetto. Allora Alessandro, noi ti abbiamo telefonato per un evento che ti ha visto molto da vicino. Tu attualmente sei anche presidente della società calcistica San Vito Positano e hai realizzato, grazie chiaramente ai vari enti e soprattutto anche grazie al Calcio Napoli, una partita sociale, una partita, io la chiamo del cuore, ma poi non posso chiamarla così perché poi si offende l'altra società, una partita dedicata contro l'omofobia, proprio con il Calcio Napoli. Parlaci di questo momento tuo importantissimo. Ma guarda, è stata una idea in realtà non di enti, istituti o altro, ma mia personale, immediatamente condivisa con Aurelio De Laurentiis e con Sarri, che hanno immediatamente capito che a parole non si usciva da quel ginepraio della lite con Mancini che aveva dato una idea sbagliata di Sarri, di Napoli e del Napoli, mentre invece fare la partita anti-omofobica con una squadra di giovani che militano in eccellenza, puliti per bene, con l'unico presidente tesserato FIGC dichiarato e militante per i diritti, era la strada giusta, quindi hanno accettato al volo questa mia proposta lanciata tramite la Gazzetta dello Sport ed è andata benissimo, è la prova che quando si è persone per bene anche i guai possono diventare vantaggi, i problemi possono diventare occasioni per migliorare le cose. Insomma, adesso Sarri, Napoli e il Napoli secondo me sono i punti di riferimento per tutta l'Italia per bene, che non discrimina niente e nessuno. Ecco, c'è stata proprio un'intervista per il settimanale Chi che tu hai fatto appunto al mister Sarri, dove lui ha dichiarato di non essere assolutamente omofobo, di aver avuto anche un amico gay in passato che gli è stato molto vicino e quindi è stata una bella dichiarazione da parte del mister. Beh, ha detto anche di più, ha detto che se ci fosse un calciatore gay al Napoli non avrebbe alcun problema a dichiararsi ed essere pienamente coinvolto, amato, sostenuto e valorizzato. E Ma perché mai nessuno nel calcio italiano ha detto una cosa del genere, anzi si diceva il contrario, no? Che non ci fossero, che non ci potessero eh essere, che sì, non tra l'altro potessero frequentare gli tu spogliatoi. hai scritto un libro appunto che parlava di questo, no? Che nello sport c'è sempre stata questa un po' di difficoltà, no? Nel dichiarare certe cose, invece ecco, anche in questo caso Alessandro Cecchi Paone è stato uno dei primi che ha scritto un libro dedicato a questo e quindi secondo me questa è una Si chiamava Il campione il innamorato, campione dove innamorato. appunto si raccontava di questa convenzione all'esclusione delle minoranze. Poi sai che nel calcio purtroppo di recente abbiamo sentito di nuovo i cori razzisti, i Mm. cori contro i meridionali, quindi c'è, come dire, una grande battaglia da fare contro tutte le discriminazioni. Noi infatti abbiamo giocato con una maglietta con scritto "Siamo tutti uguali", riferendoci proprio al fatto che lo sport deve unire, non dividere, deve, come dire, abbracciare, includere e non escludere. E direi che è andata benissimo, perché adesso sappiamo che almeno nel Napoli e nel Positano problemi non ce ne sono. Assolutamente no. Invece, come nasce quest'idea, questa diciamo, tua iniziativa di diventare un presidente di una squadra di calcio? Ah beh, l'amore di Napoli mi portò all'amore per la costiera, nel senso che io ho vissuto a Napoli, ho fatto alcune classi delle scuole
elementari e medie, e di conseguenza poi i miei genitori e i miei nonni mi portavano nel weekend o in vacanza a Positano. Tu pensa che la prima foto di me a Positano risale a quando avevo un anno, tu pensa. Quindi innamorato pazzo della costiera amalfitana. Pazzo. E a un certo punto arrivano i ragazzi che ovviamente mi conoscono appunto da sempre e mi dicono che dopo 60 anni i grandi soci del club, non so perché, avevano deciso di abbandonarlo e mi chiedevano aiuto. A me è sembrata l'occasione proprio per rispondere a tutto l'affetto, a tutto il piacere, a tutta l'accoglienza che ho sempre ricevuto a Positano, e quindi è nata come un atto d'amore per la città e anche come un atto d'amore nei confronti dei bambini di Positano, perché salvare la squadra ha voluto dire salvare anche la polisportiva e quindi la possibilità durante l'inverno, in cui è tutto chiuso, di fare sport. Assolutamente, di certo, sì. E questo ha ancora di più unito Alessandro alle mamme, alle nonne, alle zie che non sapevano cosa far fare ai bambini. Sono circa 100 che grazie a noi possono fare sport, che fanno sport. L'inverno. E in che rapporto sei con... È nata così. E in che rapporto sei con la squadra? Cioè, nel senso, ci sono i vari calciatori che ti fanno delle domande, che ti chiedono delle cose, visto che tu comunque sei un personaggio conosciuto e voglio dire, e quindi puoi diciamo un po' attirare curiosità. Ecco, qual è il rapporto che c'è con la squadra? Ma sai, è molto buono perché i ragazzi che giocano sono ragazzi che io conoscevo perché durante l'estate lavorano, chi lavora sulle barche, chi lavora nei ristoranti, chi lavora nei taxi. Certo, è chiaro. Loro a venire da me che già avevano stima e affetto a chiedere aiuto per salvare la squadra e per salvare la loro passione. Quindi, assolutamente. Come dire, non c'è stato un arrivo improvviso da un altro pianeta e quindi è nato subito un rapporto che già era di affetto e di stima, che si è esteso al fatto che gli ho salvato la squadra, e da lì quindi, e poi è successa una cosa che li ha molto, come dire, coinvolti, perché essendo un fatto inaspettato che io, che mi occupo di altre cose, abbia salvato una squadra di calcio di un girone dilettantesco, sono arrivati i giornali, sono arrivate le televisioni, sono arrivate le interviste, adesso è arrivata la partita col Napoli, chissà che cosa arriva la prossima volta, sono arrivati gli inviti alle sfilate di moda con le modelle, eri presente anche tu. Certo, lo so. Adesso mi adorano perché oltre che fare una bellissima, come dire, figura come sportivi, fanno una bellissima figura come persone che sono impegnate contro le discriminazioni. Assolutamente, e fanno anche delle cose che li divertono molto, insomma. Li ho fatti anche sfilare con le modelle. No, ho notato che anche di moda per le spose. No, in occasione se non ricordo male, il più bello d'Italia, il Mister Italia, così loro addirittura hanno preso le fasce, no? Per dire, quello era un gioco, però si sono divertiti. Poi ho visto che c'è veramente molto intenso il rapporto che c'è tra te e i ragazzi, fotografie, selfie, e questo secondo me è meraviglioso, perché poi il presidente deve essere così con i calciatori, per rendere bene il proprio lavoro. Ma sai, se uno che lo fa venendo da fuori può essere anche un rapporto, come dire, molto distante. Qui, come ti dico, vennero loro a dirmi Alessandro, aiutaci, qua ci chiudono, finisce questa nostra possibilità di divertimento, di passione, di agonismo. Quindi, come dire, è nata per loro iniziativa, vuol dire che avevano già nei miei confronti fiducia, affetto, stima e No, si nota tantissimo questa forza che c'è tra di voi e soprattutto la trasmettete al pubblico e alle persone che vi conoscono. L'ultima domanda, qualche progetto nuovo che stai preparando? Ma innanzitutto continuare, perché la squadra comunque innanzitutto è una squadra che deve fare risultati. Io l'ho presa che stava fallendo e praticamente già in un anno e mezzo siamo passati dalla promozione all'eccellenza e adesso siamo fra i primi 3 dell'eccellenza, quindi l'idea è di continuare a portarla sempre più in alto e sempre più avanti, per portare avanti sia il nome di Positano sia questa
questo impegno contro tutte le discriminazioni nel calcio e fuori del calcio. Per il resto io continuo il mio lavoro che mi appassiona, la televisione tutti i giorni più o meno su tutte le reti, e ho ripreso anche l'insegnamento all'Università Sor in Casa di Napoli, proprio per essere legato a Napoli, dove io mi trovo bene come da nessun'altra parte. Assolutamente sì. Allora noi ti ringraziamo tantissimo per questo intervento telefonico e ci vediamo presto. In bocca al lupo per tutto. Grazie, forza Positano. Sempre, ciao, sempre, ciao ciao. Alessandro Cecchi Ciao, Paone, ciao. grazie mille, grazie.